Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Quest'oggi ci troviamo nuovamente all'interno di The Sims 3 in questa fantastica giornata estiva, 22 gradi centigradi sotto il sole, potete vedere l'asfalto rovente appunto nelle vicinanze di questo fantastico complesso universitario. I nostri due cari Sim sono riusciti a lasciare il loro dormitorio per arrivare direttamente all'edificio dell'associazione studenti Conners. Sicuramente è un edificio per incontrare studenti, soprattutto per capire più o meno cosa si mastica all'università e come vengono organizzate le lezioni, è come dire una sorta di introduzione alla nostra università. Allora, come potete vedere è molto ben organizzata, ritroviamo l'aula per le lezioni, l'aula addirittura per i disegni, ma soprattutto anche l'aula per lo studio, all'interno della quale ritroviamo il nostro Russell Lance. Allora, prima di iniziare, come dire, ad andare avanti nel nostro gameplay è necessario che vi introduca determinati concetti che vi faranno poi capire ovviamente il corso della nostra storia. Allora, come potete ben vedere il nostro caro Russell Lance si ritrova, come dire, molto concentrato a una classica ricerca, a quanto pare in un piccolo sviluppatore scientifico. Date un'occhiata al piccolo simboletto che ha sulla testa, ovviamente sta guadagnando influenza per quanto riguarda un gruppo. All'interno di The Sims 3 esistono determinati gruppi, come potete ben vedere il nostro amico ha il desiderio vitalizio di entrare all'interno del gruppo degli smanettoni, addirittura incontrare uno smanettone. Allora, il classico smanettone è come dire qualcuno che si appassiona a qualcosa, come dire qualcuno che si appassiona ai fumetti, alla scienza, ai giochi per computer, quindi qualcosa di questo genere. Ovviamente il nostro caro amico vuole andare al dormitorio, però noi lo riportiamo nuovamente alla sua macchina scientifica per cercare di scoprire qualcosa di strano e stravagante. Esistono tre determinati gruppi all'interno delle università in SimCity, allora, in The Sims, scusate. Come potete vedere il primo gruppo è quello degli smanettoni, coloro che si dedicano, come dire, alla scienza, alla lettura e a tante attività noiose per alcuni e divertenti per altri. Mentre diamo un'occhiata a cosa sta combinando il nostro caro Bill Jacobi, a quanto pare si ritrova al piano superiore, vicino alla zona tennis tavolo. Molto bene, vediamo un po' che cosa succede. A quanto pare ha diversi desideri vitalizi, seguire un allenamento di potenza, bere una bibita cassata, classici atteggiamenti da uno sportivo. Ovviamente esiste anche il gruppo degli sportivi, i quali ovviamente vengono classificati, come dire, dall'icona arancione al di sopra appunto della loro classica personalità, come per esempio potete ritrovare questa ragazzona, per esempio Samantha Gray, che ritrova appunto un'icona arancione. Esso indica appunto il gruppo dei ribelli, i quali appunto si distaccano da ogni regola e cercano di fare tutto di testa loro. Mentre esiste anche il gruppo degli sportivi, come per esempio il nostro Lewis Rogers, al livello 5 appunto degli sportivi. Pian piano ovviamente che noi praticheremo determinati sport, come per esempio il ping pong. Eccolo qui, vediamo un po' chi vince ragazzi, si accettano scommesse. Vediamo quello che succede. Intanto qui passa l'ispettore Gadget, ovviamente anche sul ribelle, starà leggendo sicuramente qualcosa, addirittura artista, si mette a disegnare. Ecco, come potete ben vedere, giocando a ping pong guadagneremo sia punti, ovviamente abilità per quanto riguarda il fisico, e sicuramente anche punti di influenza per quanto riguarda gli sportivi. Appartenere a determinati club come gli sportivi, gli smanettoni e i ribelli ovviamente ci proporrà determinati vantaggi che ci aiuteranno nell'università per avanzare nella maniera migliore. Ok, dopo avervi, come dire, introdotto queste particolarità della nostra nuova espansione The Sims 3 University, vediamo un po' che cosa succede in questa nostra fantastica partita. Sicuramente il nostro caro Bill Jacobi le starà prendendo di santa ragione, eccolo lì, mamma mia, un vero e proprio giocatore professionista, eh? Sicuramente questa è una giornata di svago per i nostri amici, visto che ancora esami, lezioni non sono programmate. Allora, vediamo cosa combina il nostro caro Russell Lance. Allora, ha determinati concetti, o come dire, desideri. Allora, vediamo cosa succede. Bere una bibita cassata è uno dei suoi primi... Oh, dannazione, l'ho mandato via, l'edizione. Continua a studiare, amico mio, torniamo intanto al piano superiore. Allora, è ora di tirare fuori le racchette e imparare l'arte del tennis tavolo. Servi la palla, rispondi ai tiri rispettando il momento ideale per eseguire una schiacciata fulminante, superando ovviamente l'avversario. Allora, a quanto pare siamo riusciti a ottenere un punto molto particolare per quanto riguarda questa nuova abilità, e sicuramente saremo entrati all'interno del gruppo degli sportivi. Bene, continuiamo secondo questa strada, però mi sa che noi abbiamo una certa sete, il nostro caro Bill Jacobi ha sete, vediamo cosa possiamo fare all'interno di queste due macchinette. Compriamo una bella bibita cassata e diamoci da fare. Mi sa che abbiamo raggiunto ormai il massimo della nostra ispirazione. Vediamo cosa c'è qui dentro, amico mio. Sì, perfetto, possiamo prendere una bella coca. Ok, vediamo un po'. Perfetto, le bibite cassate sicuramente ci aiuteranno ad andare avanti nella nostra giornata con una spinta in più. Vediamo che cosa ritroviamo. Ok, bevila tutta in un sorso, amico mio. Perfetto. Ok, molto bene. Adesso che abbiamo fatto il nostro amico un po' più felice, siamo riusciti addirittura a completare un suo desiderio. Mandiamolo al bagno che se la sta facendo sotto, maledizione. Eccolo qua, le bibite cassate mettono un pochino di ansia. Abbiamo guadagnato addirittura un nuovo stato, energia degli zuccheri. Perfetto. Ok, mi sa che è arrivato il momento di lasciare, come dire, la nostra cara aula, essendo quindi le 18 di sera. Come potete vedere, questa è una sorta di area di ristoro appunto per
i nostri sim. Ok, allora vediamo cosa succede. Mi sa che è arrivato il momento di mettere qualcosa sotto i denti. Abbiamo un po' di fame, un leggero languore allo stomaco. Vediamo cosa vendono vicino a questo banco appunto dei pegni. Allora, vediamo un po' dolce al cioccolato, biscotto, fetta di torta. Vediamo qualcosa di più leggero, una bella ciambella, come dei veri e propri poliziotti. Ok, vediamo cosa possiamo fare. Bene, in seguito vediamo di comprarla però, ragazzo mio. Allora, vediamo cosa troviamo. Eccola qui la nostra ciambellona. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Per esempio, date un'occhiata, Garrison Ford barista banchista. Mamma mia, addirittura anche la rima. È un bel... come dire, un bello studioso, a partire quindi al livello 10 di influenza del nostro gruppo degli smanettoni, quindi sarà uno studioso doc e possiamo addirittura prendere come spunto questi elementi per ottenere quindi particolari capacità intellettive e così via. Quindi vediamo di andare avanti, sicuramente abbiamo comprato il nostro dolce, mi sa che dobbiamo andare un attimino in bagno, perfetto, ritorneremo immediatamente a casa. Non ci vogliono vendere i dolci, maledizione, vedremo di mettere qualcosa sotto i denti nel momento in cui ritorneremo a casa. Ok, vediamo adesso di tornare al dormitorio e scegliere appunto la nostra stanza, come dire, per iniziare a passare le ore in completa tranquillità. Allora, vediamo di capire più o meno dove si ritrova il nostro dormitorio. Deve essere appunto questo, perfetto. Vediamo un po' di capire se è proprio questo. Mi sa di sì, vediamo un po' di arrivare. Eccolo qua. Allora, aumentiamo un attimino la velocità e cerchiamo di scegliere appunto la nostra stanza. Avanti, amico mio, cerca di arrivare immediatamente, che ovviamente è arrivato l'ora di ritornare a casa. Eccolo qua che si avvicina nuovamente alla sua dimora. Maledizione. Mi sa che abbiamo sbagliato dormitorio, eh? Ah, no, ecco, perfetto. Ecco qui appunto la nostra dimora. Vediamo quello che possiamo fare. Io avevo intenzione di scegliere, come dire, una stanza adatta appunto alle nostre esigenze. Questa al terzo piano potrebbe essere adatta appunto a tutto quello che dobbiamo fare. Impostiamo appunto la proprietà del nostro letto, anche al nostro caro studioso. Eccolo qui, Russell Lance, perfetto. Andiamo direttamente quindi alle nostre stanze per capire cosa possiamo fare. Allora, innanzitutto i nostri obiettivi sono quelli di soddisfare immediatamente i desideri dei nostri cari ragazzoni per farli vivere al massimo delle loro possibilità. Vediamo cosa c'è invece in frigo da mettere sotto i denti. Allora, come pasti veloci, un bello yogurt potrebbe essere adatta appunto alle nostre esigenze, visto che abbiamo un certo languore allo stomaco. Ok, in seguito subito a letto ci dedicheremo quindi alla prossima giornata. Ok, perfetto. Mentre cosa sta combinando il nostro caro Giacobbi? Vediamo un po', si sta facendo una bella doccia. Eccolo qui, addirittura sta aspettando che escano fuori dal suo bagno, come dire, determinati sim. Ok, si dirigerà probabilmente dall'altra parte. Benissimo. Ok, adesso vedremo un po' di mandarli a letto e capire più o meno cosa succederà all'interno della prossima giornata. Bene, addirittura il nostro sim, come dire, ha un senso di importanza. Meglio di così non si può. Bill non potrebbe sentirsi più importante, addirittura grazie ai suoi tratti, come dire, molto indicati, siamo riusciti a farlo sentire importante per i prossimi, come dire, minuti. Addirittura possiamo dormire in modo estremo, come potete ben vedere. Bene, dirigiamoci al piano superiore. Allora, vediamo un po'. All'interno della prossima giornata, tra 11 ore avremo direttamente la prima lezione di economia per il nostro caro Russell e la lezione di tecnologia per il nostro caro amico. Allora, la tecnologia abbraccia lo stile della vita ovviamente tecnologica, astenersi tecnobofi. La laurea in tecnologia frutta ai sim un aumento immediato di livello e una paga migliore nella carriera militare e nelle forze dell'ordine, proprio quello che intendiamo fare. Mentre per quanto riguarda il nostro Russell Lance ci dedicheremo ovviamente alla vita affaristica o per esempio criminale o educativa. Allora, vediamo un po', con The Sims 3 University probabilmente saranno aggiunte particolari carriere innovative per i nostri sim, più avanti nel momento in cui torneremo a casa. Bene, diamo un'occhiata invece al nostro caro Russell Lance. A quanto pare ha intenzione di passare l'intera giornata a studiare. Ok, uno dei suoi principali desideri vitalizi sarà importante tra 4 ore nel momento in cui dovremo darci da fare per iniziare la nostra giornata. Bene, mi sa ragazzi, alzatevi, sgobbate, iniziate a lavorare perché sono già le 5 del mattino. Su, ecco che si accendono direttamente le luci, dobbiamo ricevere addirittura qualche sms, mi sa che non c'è tempo. Allora, vediamo cosa succede. Comprare un oggetto, petardi, addirittura sembra al nostro sim, come dire, pensa un po' di mandare alla scuola per aria. Mi sa che questo è un desiderio che possiamo dimenticarci, perché dobbiamo andare nettamente al piano inferiore per iniziare a mettere qualcosa sotto i denti. Vediamo cosa c'è direttamente in frigo, diamo un'occhiata, addirittura qua c'è qualcosa, vediamo un po'. Hot dog, ok, questo può andare abbastanza bene, vediamo di mangiarlo, sarà qui da una vita, ci saranno mosche e vermi al di sopra. Vediamo se c'è una leggera, come dire, un leggero fumo verde. No, niente, mi sa che può essere adatto appunto alle nostre esigenze. Vediamo di mangiarlo immediatamente. Ok, vediamo invece cosa combina il nostro caro Bill Giacobbi. Ok, mi sa che possiamo direttamente dirigerci al nostro frigo, vediamo cosa possiamo mangiare. Gaufre, oh, questo pasto sembra abbastanza interessante. Ok, con calma amico mio, cerca di non gettarlo tutto di fuori. Ok, allora come primo giorno universitario quest'oggi vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo una bella lezione di economia, come dire giornalismo avanzato 101, inizia alle 8 del mattino e finisce alle 10, perfetto. Invece per il nostro caro Bill diamo un'occhiata, studio avanzato dell'introversione, sempre alle 8 del mattino. Bene, ma non so se andremo quest'oggi all'università, forse faremo qualcosa di diverso, come per esempio disputare una lotta con i gavettoni. Vediamo un po'.
Allora, tra 2 ore abbiamo ovviamente la nostra auto comunitaria per arrivare direttamente al nostro luogo principale. Intanto vediamo di farci una bella doccia, altrimenti puzziamo, non riusciamo neanche a camminare per tutta la puzza che facciamo, quindi andiamo a farci una bella doccia. Benissimo, ok. Allora, aumentiamo un attimino la velocità. A quanto pare il nostro sim gode anzi, subisce una sorta di disgusto, come dire, per gli alimenti che ha mangiato. Allora, il primo corso della giornata di Russell Lance inizierà presto, giorni restanti prima degli esami finali 11. Molto bene, abbiamo abbastanza tempo per ovviamente sfruttare tutte le nostre capacità. Quindi allora vediamo un po', dobbiamo nettamente andare a una lezione. Mi sa che ci faremo la doccia più tardi, amico mio. Casomai facciamo svenire tutti quanti all'interno della lezione. Ok, zaino in spalla, amico mio. Benissimo, e lanciamoci immediatamente all'interno della nostra nuova classe. Come potete vedere possiamo scegliere il tipo di impegno da utilizzare nel momento in cui ci ritroviamo appunto all'interno della nostra aula. Il nostro amico continuerà a cucinare per un bel po' ancora. Mi sa che perdiamo la lezione. Non puoi mangiare, caro Bill, più tardi ti farai una birra. Vedi di andare direttamente a frequentare la tua lezione. Allora, come potete vedere ci possiamo impegnare normalmente, possiamo lavorare sodo per ottenere più capacità e sicuramente sarà quello che faremo. Fare il leccapiede addirittura con il professore, prendercela comoda, come dire, bevendo un caffè davanti al nostro libro, addirittura socializzando con i nostri amici. Bene, io direi che per adesso non abbiamo opportunità di dormire, visto che ovviamente non abbiamo le nostre energie caricate al massimo. Quindi vediamo intanto cosa combina il nostro caro Bill Jacobi. Si sta dirigendo nettamente all'interno della sua facoltà. Eccola qui, probabilmente diversa da quella del nostro caro amico. Quindi io direi di fare il leccapiedi direttamente con il professore, visto che il nostro caro amico è un suadente conversatore. Sicuramente saprà come prendere il capo per il verso giusto. Quindi vediamo di dedicarci a questa nuova opportunità. Vediamo di capire più o meno invece cosa si può fare all'interno di un'università. Allora, possiamo frequentare diverse lezioni di scrittura, di arte, di pittura. Vediamo un po'. Frequenta una lezione del criticare ed essere criticati. Mamma mia, addirittura continuare a utilizzare il nostro corso di studi regolarmente. Allora, vediamo cosa combina il nostro caro Russell, e addirittura nell'edificio, come dire, circostante. Vediamo un po'. È la facoltà di economia, a quanto pare stiamo continuando verso la nostra nuova lezione. Bene, possiamo aumentare adesso la velocità perché sicuramente avanzeremo molto rapidamente. Allora, mi sa che abbiamo un po' i nervi tesi, date un'occhiata, il nostro Russell apprezzerebbe qualche ora di divertimento in più. Adesso vedremo quello che possiamo fare. Allora, come possiamo vedere, possiamo dare un'occhiata alla nostra piazza principale. Abbiamo i nervi addirittura tesi, sotto stress. Il nostro caro ragazzo, come dire, sogna di videogiocare a qualcosa. Mi sembra che abbiamo il computer portatile appunto dietro di noi. Mi sa che non abbiamo proprio nulla. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, diamo un'occhiata, possiamo addirittura studiare dal nostro smartphone. Vediamo un po', macchina fotografica, abbandono l'università, non c'è nulla. Dedichiamoci a qualcosa di diverso, andiamo a divertirci, visto che abbiamo un po' i nervi troppo tesi. Allora, andiamo direttamente alla nostra Blue Rama, al nostro, come dire, bowling della nostra università, e vediamo di lanciare qualche bella palla da bowling. Allora, vediamo un po'. Bill Jacobi non ha apprezzato robusta sorpresa al torrone neanche un po'. Cosa ha combinato? Si sarà divorato un'intera bacchetta di cioccolate. Abbiamo la nausea, dannazione, ci metteremo a vomitare, come dire, appunto davanti a questa bella ragazza. Attenzione, stiamo attenti. Maledizione, proprio si è messa a divorare qualcosa senza appunto il nostro ordine. Maledizione, dobbiamo frequentare già un'altra lezione anche per il nostro Bill. Maledizione, quindi non possiamo andare al bullying, dobbiamo continuare a stressarci. Andiamo direttamente, perfetto. Potete vedere che il nostro caro Bill Jacobi è molto diverso dal nostro Russell. A quanto pare sogna di incontrare un ribelle. I ribelli sfidano notoriamente lo status quo. Il tuo sim vuole saperne di più su questo gruppo affascinante, quindi vediamo di fare qualcosa di diverso. Allora, io direi, visto che ci ritroviamo in alla lezione, siamo abbastanza competitivi per quanto riguarda le nostre capacità, e quindi io direi di continuare a fare il leccapiedi con il professore. Socializzare ogni tanto non fa certo male, e soprattutto ai voti, quindi dedichiamoci nuovamente a questa personalizzazione. Mentre per quanto riguarda il nostro Russell, ha un po', come dire, si ritrova un po' sotto stress, quindi per adesso l'impegno normale può andare più che bene. Più tardi ci faremo una bella giocata al nostro computer preferito. Diamo un'occhiata, mamma mia, date un'occhiata a quello che succede qui intorno. Questo deve essere appunto il luogo degli smanettoni, dove si divertono con le loro abilità scientifiche. Questo deve essere appunto il modulo verde di fusione mentale. A quanto pare qui fanno esperimenti i nostri cari ragazzoni. Allora, vediamo di capire più o meno cosa possiamo fare. Tra 48 minuti intanto arriverà una bella scossona al nostro stomaco, ci metteremo un po' a vomitare per quanto riguarda ovviamente il nostro torrone che abbiamo mangiato in precedenza. Quindi vediamo un po' dove poter passare una bella serata. Allora, mi pare che possiamo andare direttamente alla nostra palestra da C dentro. Ok, ci verremo un po' i muscoli, come dire, appunto per la nostra nuova facoltà. Ecco appunto, come potete ben vedere, l'icona appunto del nostro rendimento. Nel momento in cui andremo a lezione aumenterà, studieremo, ovviamente la nostra barra aumenterà, però dobbiamo sicuramente tenere d'occhio l'esame, che ovviamente è indicato dal giorno rosso all'interno della nostra settimana.